A 151 giorni dalla grande cerimonia inaugurale i Mondiali di Cortina 2021, che si svolgeranno dal 7 al 21 febbraio del prossimo anno dalla Mostra del Cinema di Venezia, fanno partire ufficialmente il conto alla rovescia. Dalla terrazza dell'Ausonia Ungaria, nel cuore del primo grande evento internazionale post-lockdown, oltre alla mascotte, si è dato appuntamento il Gotha del Veneto. Devo dire che c'è molta voglia di sport, devo dire che stiamo organizzando al meglio l'evento, dal punto di vista infrastrutturale siamo già pronti e ovviamente navighiamo un pochettino, bisogna essere flessibili più che altro per appunto quello che può accadere o è accaduto in termini di Covid, però siamo fiduciosi. A dirigere la macchina organizzativa Alessandro Benetton, presidente del comitato organizzatore Cortina 2021. È chiaro che poi insomma c'è anche quella parte di elemento che potrebbe succedere che noi non ci auguriamo e per il quale in ogni caso siamo preparati, perché siamo anche preparati nel caso ci fosse malauguratamente una ricaduta a un evento a porte chiuse. I numeri parlano da soli sull'importanza di questo evento per il cerchio bianco e per tutto il Veneto. Saranno dei mondiali con 600 atleti, 60 paesi, 12 medaglie iridate, vado così a memoria, 500 milioni di persone collegate alla televisione. All'incontro, presente tra le autorità, anche il presidente della provincia di Belluno e sindaco di Longarone Roberto Padrin, e i mondiali incassano l'appoggio anche del sindaco di Venezia Brugnaro. Sappiate che Venezia c'è comunque a prescindere, magari quello che possiamo fare in più per darvi una mano, per creare comunicazione, fare qualcosa anche di specifico, siamo a totale e completa disposizione.